Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Chi ci separerà, al numero 67. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi celebriamo un santo, qui il nostro San Leopoldo era molto devoto, San Giosafat, vescovo e martire. Nato in Ucraina nel 1580, da famiglia ortodossa, abbracciò poi la fede cristiana cattolica, entrò tra i monaci basiliani, poi fu ordinato sacerdote, fu ordinato arcivescovo alla fine di Polotsk in Bielorussia. Sostenne sempre il cammino di unione con la Chiesa di Roma e questo gli provocò attorno via via crescenti odi purtroppo da parte di una parte della popolazione e per questo fu alla fine ucciso durante una visita pastorale che stava conducendo come vescovo. Un martire, potremmo dire ecumenico, un martire per l'unità della Chiesa. Ecco l'interesse di San Leopoldo, la sua preghiera, l'invocazione dell'intercessione di questo santo che vogliamo fare anche nostra, perché tutti i cristiani, guardando a Cristo, possono fare davvero un passo verso la comunione. Chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati, delle nostre fratture come Chiese. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo.
Suscita nella tua Chiesa, Signore, lo spirito che colmò San Giosafat e lo spinse a dare la vita per il suo gregge. Per sua intercessione fa che anche noi, fortificati dallo stesso Spirito, non esitiamo a donare la vita per i fratelli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Ascoltate, o re, e cercate di comprendere. Imparate, o governanti di tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi dominatori di popoli, che siete orgogliosi di comandare su molte nazioni. Dal Signore vi fu dato il potere e l'autorità dall'Altissimo. Egli esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi. Pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né avete osservato la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Terribile e veloce egli piomberà su di voi, poiché il giudizio è severo contro coloro che stanno in alto. Gli ultimi, infatti, meritano misericordia, ma i potenti saranno vagliati con rigore. Il Signore dell'universo non guarderà in faccia a nessuno, non avrà riguardi per la grandezza, perché Egli ha creato il piccolo e il grande, e a tutti provvede in egual modo. Ma sui dominatori incombe un'indagine inflessibile. Pertanto a voi, o sovrani, sono dirette le mie parole, perché impariate la sapienza e non cadiate in errore. Chi custodisce santamente le cose sante sarà riconosciuto santo, e quanti le avranno apprese vi troveranno una difesa. Bramate pertanto le mie parole, desideratele e ne sarete istruiti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Difendete il debole e l'orfano, al povero e al misero fate giustizia. Salvate il debole e l'indigente, liberatelo dalle mani dei malvagi. Alzati, o Dio, a giudicare la terra. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, ma certo morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Alzati, Dio, a giudicare la terra. Alleluia, alleluia, alleluia. In ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio gli vennero incontro 10 leprosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano.
Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Questa pagina del Vangelo ci rappresenta una scena che sorprende, non un uomo solo che grida verso Gesù, ma è un coro che grida: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. 10 lebbrosi insieme, un'unica preghiera. Ecco, il dolore a volte fa ciò che la vita non riesce, cioè unisce. A queste persone la malattia, la lebbra in questo caso, aveva davvero tolto tutto, insieme alla salute del corpo, la dignità, la vicinanza degli altri. Eppure si ritrovano accomunati, fratelli, possiamo dire, nella sofferenza. Ecco, la sofferenza che livella, no? Toglie le differenze. Qui non ci sono né ricchi né poveri, né belli né brutti. Ecco, persone che soffrono si ritrovano uguali in questo, e nasce tra loro la vicinanza, nasce la solidarietà. Lo vediamo anche oggi, le stesse malattie, l'esperienza del lutto e altre forme di sofferenza tendono ad unirci, e questo fa nascere associazioni, amicizie, comunità. Il male divide, distruggendo, sentiamo la lacerazione in noi stessi, tra persone vicine, però poi la sofferenza, quando è condivisa, può diventare un luogo di comunione. Ecco, queste persone arrivano così unite davanti a Gesù, che dice, appena il Vangelo li vide, disse: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre andavano furono sanati. Interessante. Intanto Gesù non si ferma, non li tocca, non fa grandi discorsi. Come li vede, li capisce e li manda, li ascolta e li rimette in cammino. E questo è un elemento forse prezioso anche da cogliere. La fede non è aspettare che le cose cambino, avere in mano tutti gli elementi, ma mettersi in cammino anche quando ancora non si vede apparentemente una soluzione, e men che meno un miracolo. Ecco, questi lebbrosi si muovono così, sulla parola. Non sono ancora guariti quando partono, ma credono, prendono sul serio le parole del Signore Gesù, camminano nella fiducia, e poi camminando la guarigione arriva. E lì purtroppo le loro strade, come si erano prima unite, sembrano dividersi, perché 9 vanno avanti, uno solo torna indietro. Uno riconosce immediatamente la mano di Dio e torna ad inginocchiarsi davanti a Gesù, esprimendo proprio la sua gratitudine. Dice il Vangelo, era un samaritano, uno straniero, cioè una persona esclusa, che non ci si immaginava potesse avere evidentemente questo tipo di sentimento, la gratitudine. Che con la parola di Dio, concludendo questa pagina del Vangelo, ci mette davanti una verità in fondo profonda,
Soffrire è esperienza di tutti, credere, potremmo dire, di molti, ma se guardiamo a questa pagina, ringraziare di pochi. Siamo invitati allora a crescere nella fede da una parte, ma anche in una forma, un'espressione della fede che è la gratitudine, è riconoscere il dono ricevuto, è fare nostro fino in fondo quello che abbiamo ricevuto da Dio, riportarlo davanti a Lui nella preghiera e poi quello che non dice questa pagina ma che è confermato da tante altre, portare questo dono agli altri, condividerlo, fare che il bene circoli, non covarlo, non tenerlo per noi. Ci aiuti davvero il Signore Gesù a esprimere nella preghiera il bisogno davanti a Lui che abbiamo nella vita, perché ci possa sanare, possiamo sperimentare la salvezza e possiamo vivere poi da salvati, portare l'amore del Signore e diffonderlo attorno a noi, così sia. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva questo sacrificio. Padre clementissimo, effondi su queste offerte la tua benedizione e confermaci nella fede che San Giosafat testimoniò versando il suo sangue per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei Tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della Tua potenza. Sei Tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della Tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a Te un cantico nuovo di adorazione e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la Tua lode.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Benvenuto, Amedeo, Esterina, e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giosafat, San Leopoldo, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Ti ringrazio, o mio Signore, al numero 80. Preghiamo. Questo santo convito ci concede, Signore, lo spirito di fortezza e di pace, perché, a imitazione di San Giosafat, spendiamo volentieri la vita per la gloria e l'unità della Chiesa, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Inno a San Leopoldo 190, prima e terza strofa. Leopoldo è l'uomo giusto che ripone la sua fiducia piena nel Signore, lo loda con la bocca e con il cuore, lo serve con tenace fedeltà. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà. Leopoldo è l'uomo buono che richiama la pecorella timida e smarrita e dolcemente nell'ovile invita a ritrovare la serenità. Signor, la voce ascolta di Padre Leopoldo, l'umanità sconvolta riscopra la bontà.
spendono meno, mangiano meno. I clienti in abbondanza, si risparmia con costanza. Brix trovi offerte così. Tantissimi prodotti in 1+1 come spaghetti de cecco a 69 centesimi e prosciutto cotto beretta a 1,49 €. Brix, fatti furbo, vieni Quix. I love you, Brix. Potremmo dire che quello che mi ha aiutato a decidere di richiedere una borsa di studio PNRR è stata la possibilità di poter guardare oltre al confine naturale della mia regione di provenienza, quindi la Sardegna. Guardare oltre il mare è sempre stato un grande progetto, ma che grazie a questa borsa di studio è potuto diventare realtà. Con orgoglio abbiamo portato il Veneto in alto. E continueremo a farlo con coraggio e visione. Il 23 e il 24 novembre, alle elezioni regionali, scegli Alberto Stefani presidente, il simbolo della Lega. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto